Work in progress, lavori in corso. Con questa breve frase scritta sul proprio blog, il presidente Salvatore Bottone conferma ai propri tifosi che effettivamente si sta pensando seriamente al futuro biancazzurro. In settimana è atteso in città l'avvocato Giovanni Castronuovo, il quale incontrerà alcuni amici ed imprenditori per un tavolo tecnico. Le premesse, secondo i bene informati, sono abbastanza buone, ma occorrerà principalmente la buona volontà delle parti sulle scelte da prendere e nel caso si riuscisse a pianificare per come la folla biancazzurra desidera ardentemente, è chiaro che assieme a Giovanni Castronuovo ci saranno alcuni amici imprenditori, alcuni dei quali hanno portato avanti in passato la causa dell'Acragas, non tanto lontano questa esperienza positiva. Che ruolo potrebbe avere comunque Giovanni Castronuovo? Difficilmente quello di presidente per gli impegni professionali, ma sicuramente direttore generale o altro incarico che gli permetterà di spaziare nelle scelte societarie. Giovanni Castronuovo è risaputo e anche molto amico del tecnico Corrado Mutulo e questa traccia fa pensare che potrebbe essere proprio lui il futuro allenatore biancazzurro. Teniamo comunque a precisare che la scelta non è per nulla scontata, sarà tutto da discutere e ci deve essere il gradimento dei futuri dirigenti. Per il resto la prossima mossa sarà quella riguardante il cambio di denominazione sociale, da Olimpica Akragas alla ben più richiesta Akragas, la città dei giganti. Gira insistentemente questa voce, anche perché di grande gradimento da parte dei tifosi stessi. Ma c'è un altro argomento che non va tralasciato: il possibile ripescaggio in eccellenza. L'Akragas, iniziamo a chiamarlo così, ha tutte le credenziali per poterlo ottenere, ma ci devono essere i presupposti: buone credenziali, quindi una società solida, e spazio in categoria. Al momento, se non si pianifica tutto e si ufficializza, altre ipotesi rimangono in sospeso. Scendendo di categoria, è l'Eraclea Minua, l'ultima squadra di terza categoria ad accedere al prossimo torneo di seconda, aggiudicandosi la finalissima con il Montallegro. La gara che si è disputata al Marziani vedeva avanti la compagine montallegrese grazie alla rete di Zambito. Poi è arrivata l'espulsione di Schembri, sempre del Montallegro, e nel primo tempo, mentre nel secondo è ribaltato il risultato. Prima Renzo Falci e quinto di Borio Miceli siglano la vittoria finale. Grande entusiasmo dei tifosi cattolicesi e ritorno al paese tra l'entusiasmo generale.